stonda nostrali in lingua corsa. Azione! Senza alcuna prevenzioni, ma distinto naturali, noi siamo con il teatro nostrali. Bon, oh Pasquale, ci fai? Non hai che mettere automantetto. Oggi sta diretto che andiamo allo scontro di una torre culturale. Un po'. C'è la gamba. Ci aspetta. Oggi benvenuti nella quarta stonda nostrali. Lo scopo è cambiato. Oggi siamo noi terroconi che andiamo allo scontro della torre culturale e vediamo da presentare una torre culturale. Ma si buonisciuti in aiaccio e poi vedendo sta fare ti avrete un'idea di quale andiamo a scontrare oggi. Ecco, venite con noi. Buongiorno. Salute! Allora vi presentiamo Vanina Borresi. Come si chiama? Salute! Un piacere di venire al tuo scontro. Sono felice di ridervi. Vabbè. Ecco, noi che siamo felici, ti ringraziamo tu di riceverci qui in questo luogo magnifico che noi parleremo qui d'intervista, in questo bello luogo chiamato L'Oro. Perché tutto è d'oro qui. E di l'oro che sa dare, l'oro so e gradione di tutti. E di per questo che non abbiamo chiamato solo così. Ci varia qui tutto spampigliolava e che tutto era d'oro. E mi pare che l'oro più bello qui è a spartire soprattutto. Ho fatto di sapere noi il più bello d'oro che non ci può essere. A spartire, in giro a spartire, c'è la lingua che è usuccio. Soprattutto di Soro, che è stata sempre in giro, impegnata e che ci ha contato appena il tuo percorso. Ti proponiamo di contarci appena il tuo percorso, sennò... E io vi propongo di usare. Ecco. Ecco. Noi ciò che ci piacerebbe appena è che tu ci contassi tutto il suo percorso che ha fatto, che tu seguiva. Gli dacci un piccolo riassunto. Abbastanza, io sono stata fiera di essere arrivata come sono stata arrivata. Non so di chi sono stata fiera di essere arrivata al paese, penso che tutto è liato perché tutto bene di amore educazione, di un insieme, comunque tutto parte di qui, tutto parte può darsi di un paese, può forse mica perché ci sono gente che sono stati arrivati in città e che hanno lo stesso ideale e la stessa volontà. Dopo avanzando che tu fai le scelte, dunque a lingua abbiamo avuto la fortuna di impararla in casa e poi quando sono giunta a scuola la fortuna di fare parte di questa generazione che ha potuto fare un corso a scuola per imparare a scrivere, a leggere, a conoscere la produzione, in giro la lingua, tutti gli autori. E dopo c'è potuto farla in città e non penso mica aver cambiato. La lingua è sempre stato ciò che mi garbava più, ciò che mi premurava più e penso che se mi sono interessato alla politica, dire a Pavia di ciò che avevo ricevuto e di sa lingua e di sa gente, di sa terra, di no, perché dire assai radicata. Dunque, e dopo le mie scelte professionali, avevo scelto di studiare la lingua, avevo scelto di tramandare che usia Babia di a scuola, di un'intervenzione che faccio nelle scuole, che usia Babia del CFR, andare a scontrare e poi dicevo che lo è passato qualche anno fa per via di semissione letteraria, è stata una continuità e questo interesse che ho sempre avuto per la politica perché sono sempre stata militante di solo perché sono radicata e a metà e a tutto ciò che va in cuore.
Allora, ecco, qui ci hai fatto un bello riassunto del tuo piccolo percorso. Volevo sapere prima come è stato tuo campato in paese, di che paese sei, se ci puoi spiegare, perché so che tu sei fiero, sei di un paese in cui c'è stata una personalità conosciuta, e sul paragone dopo quando tu sei parlato in città. Allora, sono guagnese, dunque un personaggio storico, di sicuro che noi siamo fieri sempre d'ello e più che mai perché oggi parliamo di una socio e di giovani impegnati, abbiamo infine, e dirà ora, reso un omaggio, come lo si diria, a suo personaggio storico, di sicuro di Cercinello. Dunque, io di sicuro in casa si è sempre parlato di storia, si ne parla appena di più oggi, prima non se ne parlava mai, dunque di sicuro che io, babbo e mamma sono sempre stati premurosi di tramandarci, dunque ci siamo stati impegnati come sorella e ci siamo subito interessati alla storia di nostro paese, di Guagni, alla storia di Agorzica. Dunque, su campa in paese, un campa di tutti, e a libertà, e ho fatto di ingrandare, mischiata a tutte le generazioni, e credo che è quello che fa che noi siamo così oggi, di voler a tempo campare in cui i giovani, ma a tempo campare in cui i più anziani che ci imparano tutto. E quando sono fatta in città, non sono mica di spitigata di un mio paese, so quello spesso perché i miei parenti diranno Guassù o di Golumeno, piuttosto quelli che fanno, ma perché non ha più poco tempo. Sei abbastanza impegnato quando a sapere. Ma voglio dire che in città quelli che hanno continuato a campare erano gente che erano radicati al suo paese, campo sempre allo stesso luogo, in un carro che è appena come un paese. Dunque no, non c'è mica stato per me, manca un liceo, non è mica sofferto di qualcosa, non c'è mica stato un clash tra il campo che abbiamo avuto prima e dopo ciò che abbiamo conosciuto. Che facci ciò che tu dici che in da stretta in tu stai, in garage in tu stai, è come un paese? Che facci di maniera che tu sia come un paese? A mentalità o vatti che li parli in corso? Spiegami bene. Di tutto, di commercianti che sono qui da poi anni e anni, che certi hanno conosciuto da babone a mamone, perché io ho già la fortuna di voler campagna da casa che lei ha fatto un mio babone, dunque io di qua appena fa bro quando tu fai a comprare un pane, a fare due corse che va più perché a Zano, ma i prima tempi che gente mi dice sabato sei a Buffiola di Rosangelini che ha fatto scuola, fa pro e di un colpo di santi è come in paese e di qua di saianti che di qui certo hanno ripiato un commercio di baranti, c'è sempre questa mentalità in dei sugarruggio come non c'è in dei paesi. Volevo giusto una affare, perché per avere avuto la fortuna di fare conoscenza di Babito, ho capito subito di non venire a tuo bravo di trasmettere, perché Babito stesso ha una volontà di tramandare sprapudente, perché ne ricordo una volta quando ero andato in paese tuo, abbiamo parte ribalare a Ciacincore, ci siamo scansati il caffè e con tutto sul piacere che tu avevi di contare la storia, di contare la lingua, si mi è partita un'ora di sera perché erano felici di ascoltarlo.
Mi piacerebbe che tu ci disse appena qualche parola non ti babbito perché mi aveva raccontato che aveva avuto un progetto di una scuola corsa in Guagno, l'aveva fatta. L'aveva fatta. Così ci puoi spiegare appena il suo percorso, che ha fatto, che ha fatto di nota e sa brava di tramandare. Allora, io a Diace lui radio, a prima che ha detto che era stata arrivata in paese, sino all'età di 6 anni ha campato tra Diace e un paese che mamma aveva un commercio e che dunque babbo faceva un po' le fare tra il paese e la città e noi gli stessi, un giorno che misurella e io che siamo mamma attinta all'epoca, non l'ha mica pigliata così bene, ma siamo venuti in paese e all'unica sera abbiamo detto noi ce ne stiamo qui, non arriveremo mica a goûter e attinta non su di vendere il suo commercio, ha fatto un anno uguale, non è mica accanto, a 70 km in cui una strada negativa in più, dunque ha fatto tutte le mani, in più aveva un tabacco, 20 giornali, dunque ci li apre a 6 ore. Dunque ha fatto tutte le mani, tutte le sere un po' le fare per un giorno ha venduto il suo commercio perché eravamo giunghi e pourtant non poteva più lottare. Dunque qua a Diauna e io a Diauna la fortuna anche di girare oggi e si dico che me ne ricordo poco, di andare a scuola corsa che c'era stata a Ajaccio in lugar di Giuloretto, giusto appunto di dire una scuola che ha campato solo un anno, avevo 3 anni e a Stepiga lui e quando a scuola parti sgrazia, abbiamo come la compio, babbo e portanto a mia mamma a dire a suo nutrice, ma babbo mi ha cacciato di scuola, non so più andare quando era obbligatorio all'età di 6 anni a UGP. Dunque qua di una penso che è qualcosa che mi è sempre stata raccontata, che ha campato, anche se ha poco ricordi, dunque siamo volati in paese e ho fatto compiere la scolarità di un primario in paese, eravamo poco di ma eravamo 7 o 8 e quando io sono fatta da un collegio in Bigo c'era sempre mia sorella che ha 3 anni di meno, scolarizzata in Guagno e poi non erano più 4 civili all'epoca, dunque a scuola Sarado e babbo e altri hanno cercato di lottare ma non c'era più nulla da fare, dunque babbo ha fatto con altri parenti sta socio di scuola corsa e dunque avevamo avuto un maestro che campavano in casa nostra, facevamo girate per pagare, dunque non erano già 3 scolari. Ma c'era un amore in paese che... Ma ecco, sono venuta a cantare i muvrini, sono venuti all'epoca, ho il suo ricordo perché avevo comunque 12 anni, dunque me ne ricordo, ma c'erano tutti questi culturali, tutti questi gruppi culturali e tutta questa mossa e poi oggi ne va dei parti che sono venuti a sostenere questo progetto perché all'epoca sono giunti quasi tutti i gruppi e poi è giunto teatro mascolo e tutto questo aiuto e tutto questo sostegno che lui c'era serviva a pagare dunque a studiotrice questa scuola per tutto campare sino a chi gli interessa non voleva, dopo non c'era più zideli. Allora, hai parlato di scuola corsa di Babito, ma mi si pare che tu di noi hai un progetto, no? Dunque, a scuola corsa di Babbo all'epoca era soprattutto una primura di Mintene, una scuola in paese e di sicuro, visto che Babbo è sempre stato un militante della lingua, su questa scuola, visto che era privata, si voleva in corso, una scuola corsa. Noi a primura che non avevamo in quella soggio principio qui perché di questa soggio che vi è all'inizio di la prima scuola in cui un insegnamento detto immersivo, non un modello di scuole di Castola che esistono nel Paese Vasco da poi nel 1979, quando dico questa affare da la volontà di piangere. Come qualcosa può esistere, guardate, poi nel 1979 e qui nel 2018 non esiste ancora. Dunque, per poter proporre un insegnamento di lingua sfarante. Sappiamo che c'è
di insegnamento bilingue oggi e che è un insegnamento che si sviluppa di più in più. Ci sono scuole primarie che propongono una filiera bilingue, ci sono filiere al collegio e anche oggi filiere al liceo. Allora, penso che qui di perché abbiamo avuto stile parecchie radio, non ce n'è mica una sola. Prima perché io di sicuro ho campato in un bagno linguistico in paese e dunque non ho mica avuto difficoltà. La seconda radio è che io ho arrivato due idee che sono in fine di percorso oggi, visto che uno passa a UAC e che l'altra in prima, che sono stati arrivati in città, anche sono radicati a uso paese, a uso abone, a uso mamona, ma sono idee che hanno campato in città e che non hanno mica avevano avuto un percorso sfarante. Io ho imparato tardi a parlare francese, e no. Anche in casa si è sempre parlato corso, hanno imparato già di luci a parlare francese, perché quando noi andavamo a Spasidia, Cynthia non parla francese in Israele, perché non c'è la televisione, internet e tutto ciò che noi non avevamo mica conosciuto all'epoca. Ma ciò che voglio dire è che io oggi ho mezzi idee perché in casa c'è stato, mi piace mica la parola sforzo, non è mica stato un sforzo, ma voglio dire che in casa abbiamo continuato a parlare, a cercare di riflettere, a cercare di mintene, di tramandare i mezzi idee oggi sono idee che sono bislingui completamente. Allora, lavorando nelle scuole e binando i idee che hanno seguito lo stesso percorso scolare, ma che non hanno mica avuto questa continuità in casa, ma vedo che sono idee oggi che sono bislingui scrivendo, che sono capaci di capire, ma che hanno difficoltà a poter parlare. E mica solo perché li sono intimoriti, no, perché noi abbiamo fatto l'inglese a scuola, abbiamo fatto lo spagnolo a scuola, vogliamo domani discorrere, se non siamo mica stati a un momento in un bagno linguistico. Voglio dire che quello che si è interessato, che era a scuola con me, che è partito un viaggio, che ha campato in una società in cui si parlava inglese o in una società in cui si parlava spagnolo, non ha nessuna difficoltà a esprimersi oggi in una lingua straniera. Quello che come me gli piaceva tanto l'inglese e non è mai dunque, non ha mai fatto un sforzo di parte di interessarsi, non sa mica parlare. Un spagnolo dirà sfarante mi piaceva, ma non sono mica capace di tenere una conversazione in spagnolo. Dunque, mi si pare che in più discorrendo e scambiando in cui tutti si associano, perché non so che associa al Paese Vasco, so l'associ che mettono in piazza queste scuole qui, non è che questa maniera di insegnare per domani avete idee che sono bislingui per me. Dunque, c'è a riflessione che mi sono fatto dopo anni e anni in più, io e i miei zii hanno cambiato di scuola, dunque ho visto pubblici sfaranti che erano a scuola con lei e mi sono visto che fuori di quelli che parlavano in casa, e per un anno, ma mica dall'incontrare, non penso mica, parlando di difficile. Non dico mica che a so che li ci sono in casa, di idee che non parlavano mica in casa, e che giocano lì che si sono capaci di dare una discorsata in cui conosco, in cui i più anziani e tutto, ma è più difficile. Ci vuole veramente una volontà maggiore. È una riflessione che è parte della società, penso, e per questo che, possiamo dire che questa riflessione qui, e quando qua si parte, la vediamo noi, la vediamo bene,
sostenere avuto quanto passa a scuola corsa qui. Quando non avevamo parlato in giro noi, perché infatti la nostra socio è parte di due mamme, dunque di Gerardo a sola di Lucia che è di un paese, che oggi non è più che una zidellona, ma che è da poi un principio di scolarità in della scuola di un violo, di Elena. Dunque, Elena, giusto appunto, è una leva che lavora benissimo in tutte le materie, in corso, è una zidella che lavora benissimo, ma Elena dice che ha visto un'amica avuto sta fortuna di poter continuare dopo in casa. Elena capisce tutto, scriveva, legge, ma non l'aveva mica parlato così. Non ha mica sa maniera naturale. Dunque, e questa mamma, in cui Marius Arnaud Sansonetti, che non ci siamo fatto questa riflessione parecchie volte, e che ci siamo visto di un'altra fase, perché giunti in terminale i nostri violi non erano più caduti. Dunque abbiamo detto dice qualcosa di mica e ci siamo detto ci voglio provare un'altra fase, non dico mica che non c'è più l'insegnamento bilingue, non c'è più corso in opzione, manca appena Bularia ci si pare normale che lui ci sia un'altra proposta, quella dell'insegnamento in immersione. E poi, io ho un discorso con Baschi a Resera, mica 15 giorni fa, con il quale avevamo avuto un contrasto politico, non ha tutto tutte le nostre somiglianze di Gerardo e quando l'ha domandato di parlarmi di un insegnamento di queste scuole sola, mi hanno detto in maniera non è mica solo per imparare la lingua, per salvare qualcosa, per mentire, per tramandare, di no, per avere un'apertura di spirito assai più maggiore, di no per pigliare coscienza e di la nostra terra, di la nostra cultura, di tutto questo, non è mica solo per la lingua, di per tutto ciò che ci accompagna, ciò che dunque penso che non possiamo mica essere contro a sapere, manca appena. Par contre, più stupido percorso, chi sono le tue speranze? Beh, le speranze sarebbe di campare in una società che non avremmo inventato, una società corsa, ma mica solo corsa, una società dritta, una società in cui non c'è mica trapunti, imbrogli, in cui tutto è chiaro, in cui i nostri giovani possono lavorare, si possono esprimere, che lo sia, qui siamo in questo spazio, ne parleremo forse dopo, ma che lo sia non ha un modo di creatività, ma non ha l'agricoltura che c'è tanto da fare. Non abbiamo fatto nulla, sino un po' di gente sa fare, un dietro a vedere a Nîmes e poi anche, se domani ci voglio fare rimproveri, saremo prima a famiglie da barman, ma tutto verrà fa che lo sia in un settore dunque dell'agricoltura, in un settore di creazione, anche così da fare a nullare di svilupparsi. Non ha l'economia, non abbiamo mica un nostro proprio sviluppo economico,
Dunque, e che tutto sia in lei ha in cui rispetto di Sadar. Deve essere questa nostra sola premura. Tinando sempre a cabo, nos mitigando mai, abbiamo la fortuna di campare in questo luogo meraviglioso, dove divemo più che tutto e più che mai rispettati, ma dobbiamo sfruttare di noi. Non ci deve mica impedire di non siamo mica più bessi che l'altro, non dobbiamo mica essere più disgraziati che l'altro, manca appena. Dobbiamo sviluppare e sfruttare la nostra terra di maniera intelligente. Non è una parola che mi piace, ma andiamo a fiduciare ciò che si passa in altri paesi. Non abbiamo mica bisogno di fiduciare ciò che si passa solo in giro a noi. Andiamo a pigliare esempi in altro, quando non siamo mica capaci e ci vuole sempre andare a vedere ciò che si passa in altro. Dunque, ma per me lo sviluppo economico campa non tassader non va mica senza non smentica mai di rispettare, di proteggere. È sempre guai a capo. E di quella speranza per l'umano che non vi sia una chance di fare. Penso che sia l'ora di mettere in mano su Bello Luogo e di parlarci appena. Ci puoi permettere? Allora, faccia appena visitare appunto su Bello Luogo che loro. dopo aver parlato di autopercorso, ci può parlare di questo luogo, di questi artisti che sono proprio forti e hanno un arte veramente bello. Allora, credo che fuori ad aver avuto mille idee, di aver ingrandato in cui me si possono ringraziare i signori di noi e di aver fatto nella mia vita sino a ciò che ha volontà di fare. Dunque, assai progetti sempre, ma da poi che sono giovane, troppo affari che mi appassioneggiano, e dunque tutti gli scontri che ho fatto per via del CFN qui di veramente passa a fare, tutti i gente che sono andati a intervistare come voi vedete oggi, tutti questi scontri che ho fatto che lo sia in dei mestieri dell'artigianato, in dei mestieri dell'agricoltura,
in un mondo culturale, e beh ci sono stati di no i creatori. In il dominio di aggregazione ha fatto belli scontri, e perché sono un alone che non mi piacciono i vestiti, i duelli, ma di no decorazione per la casa, pittura, i libri, ecco, credo che parecchi affari mi piacciono. A un altro lato mi sono detto, ma in Aiaccio non c'è mica un luogo in dove possiamo trovare queste creazioni qui. Anche così di più in più ci sono magazzini che propongono uno o due creatori nostrali di Gerardo, ma un luogo in cui imiteremo veramente in lume. Dunque, ho parlato a mia amica che è diventata oggi, è sempre la mia amica, ma in più oggi è la mia socia, che aveva un progetto da poi parecchi tempi, voleva lasciare il suo mestiere per fare un altro, e è appena come me, in maniera, quando noi siamo equaglianti, anche così diversità fa di ricchezza, ci sono sempre similitudini che dunque ci avvicinano. Dunque la mia potersi aumentare di fare un magazzino di prodotti illustrati, non sapeva mica troppo che, dunque lì ho parlato, e la via sul locale, abbiamo contattato creatori che ci viaggiano e che erano anche in vendita qui in città, e abbiamo fatto sul logo. Ma di un luogo dedicato alla creazione, e vi spiego perché abbiamo avuto la volontà di mettere in lume, ma di noi è sempre un'azione militante, mica militante politica, militante. Ecco. E per via di aggregazione, e per via di noi, della nostra città, che la nostra città sappiamo oggi a vita economica traccia appena mica disparisce, ma dispegne poco a poco, lo sviluppo economico si va in altro, fuori di città, e noi siamo paesani ma siamo cittadini, e Aiaccio mi piace, anche così sono radicato come paese, come avevo detto prima. Ecco, io che ci ho battuto in quella stretta città, mia nonna e mia materna stavano qui sopra, mia nonna paterna e mia paterna stavano in quel luogo di borgo. Ti posso dire che era un campato con spirito corso paesano. In Aiaccio c'erano due carrodi, il carro di borgo, il carro di Lusancar, erano due punte di due paesoli della città di Aiaccio. Il fatto di aver creato questo luogo magnifico che è loro, mi fa rivivere sul campato di questa corsa che ad una volta. Ma ciò che tu dici, vedi, è proprio interessante, perché io non so mica di sul carro di lui. La prima volta che ho inteso parlare così, sei tu che mi hai parlato, quando ero io che ero venuta a intervistarti, quando ho visto sapere, ero su un borgo, dopo quando spaziavo di un'altra maniera, e quando ho letto sul libro di Marcello Girezze, che non conservato di guai, in due lui ci parla di a stretta di uovo di maniera sparante, dunque siamo in lo stesso vilo greco tutti, dunque era premuroso assai non era mica di fare un magazzino per fare un magazzino, di sempre in cui mi associo, se non già abbiamo dato di vada un locale, non sono due, tutti usati oggi, e beh, non sappiamo mica andare, perché non era mica un spirito di seguire in queste volte, e di qua, in questa stretta qui, e come le altre strette. L'importanza è di capisco di mantenere sa memoria di questa città iacina, che ha un campato, ha una storia. Ha un parlato, che forza, giusto appunto, ne parleremo in un'altra storia di questa parlata iacina, che allora oggi disgraziosamente si perde, ne parlavamo con Maria Giuseppe tempi fa, ma questa stretta
penso che aspettavo un luogo come loro. E qui podemos a musica di Barbara Fortun e ci puoi spiegare un po'? Allora, loro di parpareti radio la Giulietta prima dirà loro di Sadar, tutto ciò che legge qui per me, spampi Giulia, dunque è prezioso come loro, e mane di tutti questi creatori sono preziosi di noi. Un spirito, ma di vera che quando noi cercavamo un nome in cui a mia socia, diciamo in casa Zoia, di stadina, non so se erano un ordimano, 2 ordimani, e veniamo di riva al mondo come lo cercare spesso, e dunque a tempo, ad altri sudietti, parlavamo di un nostro brudietto che all'epoca era un brudietto giugo, non sappiamo manco come noi avanzavamo. E allora, come l'avevamo da chiamare, ci vuole un nome forte. Allora, visto che noi siamo appassionati di ramindui e di canzoni, abbiamo cercato, ma piuttosto le parole di canzoni che hai detto prima. E poi, ecco, a un momento là, perché noi stavamo assente spesso questa canzone, perché ho scritto. Che è una meraviglia di Olivier Ansè, che aveva ricevuto dei literatari, dunque per parecchi radio così abbiamo detto loro c'è questa canzone, dunque in questa magnifica interpretazione di Barbara Fortuna, ma in questo scritto magnifico chi canta l'amore, senza amore, che c'è nulla, c'è una canzone d'amore che può fare lagrimare quando noi stiamo a sentire le parole. Dunque senza amore non c'è nulla, senza passione, senza amore non ci sarebbe mica stato tutto bene, dunque era normale che lo si chiamasse loro. Bravo. Vanina, compiamo questa piccola sonda nostra e ti ringraziamo di cuore. Credo che non dico mica qui perché voi siete qui a sapere ciò che penso di voi. Di vostro impegno, abbiamo avuto la fortuna di grugiarvi un giorno e la fortuna di guidare il vostro percorso e sono qui vi ringrazio. Ecco. Ti ringraziamo e vediamo alla prossima. L'intervista sulla nostra si compie oggi, ma ce ne sarà un'altra. Ringraziamo di seguitarci andando ai nostri reti sociali e ringraziamo di tornare a Vanina. Potete venire su magnifico luogo di loro, Angelo de l'Assomption, che è stata chiamata di una stretta da Fontana d'Aos, in troverete Vanina Borresi e la sua socia Marival Carret, e che vi riceveranno sempre in una colta nostrale, naturale, e troverete altri artigiani. Vanina, è stato un piacere. Siamo noi che ti ringraziamo di essere sempre a fianco a noi. E longa vita, longa vita a loro. A presto. A bene, quando volete dentro la vostra. A presto. A bene. In lingua corsa, azione!